sincopata che mi costringe ad utilizzarlo. Ringrazio anch'io Antonio Mura, Domenico Scala, che gentilmente mi hanno invitato a questo appuntamento intergenerazionale che mi sembra sia particolarmente importante per il futuro dei circoli sardi. Si parla in questa occasione inevitabilmente di associazionismo. Quello dell'associazione è un momento assolutamente centrale nella realtà contemporanea, eppure se ne parla sempre troppo poco, come se i riflettori andassero verso altri attori della telenovela. In effetti i due poli della situazione contemporanea sono quello dell'individuo e quello del fenomeno della globalizzazione che ci interessa a tutti quanti. Diciamo che la globalizzazione è un po' il liquido amniotico dentro il quale tutti quanti noi stiamo. Che cosa c'è fra l'individuo e la globalizzazione? C'è esattamente l'associazione, c'è esattamente la dimensione della comunità, senza la quale non ci possono essere dei momenti assolutamente centrali che vedremo subito. Ora, la globalizzazione, noi lo sappiamo bene, è innanzitutto un fenomeno economico. E l'economia e la finanza volano, non corrono, volano laddove si offrono quotidianamente le opportunità del maggior guadagno. L'individuo cerca di andare laddove ci può essere quel guadagno che gli serve per la propria famiglia, per il proprio nucleo. E rimane ancora una volta in ombra la dimensione della comunità e della associazione. Ma che cosa rimane in ombra insieme alla comunità e all'associazione? Rimane in ombra quella dimensione assolutamente centrale del vivere associato dalla Grecia antica ad oggi, che si chiama politica. Com'è possibile che ci siano delle unità istituzionali, statuali, in qualsiasi modo noi le vogliamo concepire, senza la dimensione della politica? È assolutamente impossibile, anche perché delle scelte politiche le dobbiamo fare. Abbiamo degli appuntamenti più o meno distanziati fra loro, che sono degli appuntamenti elettorali, ma ce ne sono tanti altri che chiedono appunto la nostra scelta. Ma la capacità della scelta, la capacità di ragionare in prospettiva, in modo progettuale, rientra nella sfera del politico. Lo definiamo politico ovviamente non in senso partitico, è ovvio, no? Ma in quella dimensione che guarda alle origini, che riguarda alla territorialità e che si chiama cittadinanza. Ditemi voi dove, in quale paese del mondo è possibile che si faccia politica senza il criterio della cittadinanza? È assolutamente impossibile. Anche nella Grecia antica, dove appunto la politica nasce da polis, no? Non è possibile votare se non si è cittadini. La cittadinanza è assolutamente fondamentale. La cittadinanza significa appunto radicamento, guardare alle radici, quelle a cui non guarda la globalizzazione. Che cos'è allora la globalizzazione dal punto di vista economico e finanziario? È appunto questa nuvola che appunto sorvola gli stati, non si traduce mai in pioggia, perché
perché appunto non cade fertilizzando il terreno e fornendo quel lavoro continuativo che rafforzerebbe la dimensione della cittadinanza e della comunità, e si sposta con estrema libertà, oppure se la volete chiamare disinvoltura o se la volete chiamare irresponsabilità, non siete lontani dal vero. Dunque non ci può essere politica senza cittadinanza, abbiamo detto, non ci può essere politica senza le radici. Definire le radici è una delle cose più difficili che ci siano, ci dice una delle più brave filosofe della contemporaneità, Simone Weil. Ma questo radicamento è altrettanto importante se noi pensiamo che il radicamento impedisce la alienazione, che è una delle cose più pericolose che ci siano per l'individuo, per i gruppi, per le istituzioni, perché se c'è alienazione ognuno si fa gli affaracci suoi, ma la società rimane senza il suo ossigeno fondamentale. E una società senza ossigeno è asfissiata, per l'appunto, non ha quella dimensione che le consente di poter prendere corpo, di poter ragionare in modo responsabile sul futuro proprio e dei propri figli. Perché, come diceva un altro studioso, quando si fa democrazia, perché democrazia stiamo parlando naturalmente, il potere del popolo, articolo numero 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica, com'è? Repubblica democratica fondata sul lavoro. Sul lavoro. È possibile un lavoro senza radicamento? Certo che è possibile spostarsi da un paese all'altro, ma uno salta in continuazione, quella progettualità che dicevamo finisce per andarsene a quel paese. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. Non possiamo parlare di democrazia senza il demos, di democrazia senza il popolo. Ma la dimensione finanziaria, la nuvola di cui si parlava prima, non è solamente irresponsabile nei confronti di coloro che conducono una esistenza normale, appunto fondata sui diritti della politica e su quella globalità del vivere che ci riguarda quotidianamente. Ha degli interessi sovente che sono precisamente opposti a quelli dell'uomo della strada. Faccio subito un esempio. Se io sono responsabile di una grande azienda e oggi licenzio 1000 persone nella mia azienda, domani le azioni della mia fabbrica si raddoppieranno, il loro valore si raddoppierà, diventeranno ancora più interessanti dal punto di vista economico. Ma non sarà per niente interessante per le 1000 persone che vengono licenziate. Non sarà per niente interessante per il territorio in cui quella azienda opera. Ci troviamo quindi a parlare di uno stesso fatto, ma che fa brindare la finanza e fa piangere l'uomo della strada. Occorre dunque che noi si rifletta molto bene attorno a questi aspetti che riguardano la dimensione comunitaria, di cui le associazioni sono assolutamente l'anima. Un altro pensatore francese, il Caillé, dice che questi sono momenti di associazione primaria, perché poi ci sono quelli dell'associazione secondaria. L'associazione primaria è quella che è fatta dei propri amici, dei propri familiari, dei propri vicini di casa, degli abitanti del medesimo quartiere, della stessa città. Associazione primaria senza la quale non può avere una sua struttura e una sua lealtà istituzionale
quello che rappresenta l'associazione secondaria, vale a dire le istituzioni provinciali, regionali, cittadine e statuali. Ecco il punto. È come se si pretendesse che un grattacielo poggiasse sulle palafitte. No, non poggia, non può poggiare sulle palafitte. Occorre che le fondamenta siano quelle del popolo che si riunisce in associazioni, in gruppi, in comunità. È da lì che deriva l'ossigeno che permette alla intera società non tanto di sopravvivere, ma di vivere in modo pieno, di realizzare quello che qualcuno ha detto, quella democrazia globale che mette insieme coloro che non ci sono più, a noi e a coloro che verranno, perché noi lo sappiamo bene che siamo tutti quanti viandanti. Più o meno lungo questo cammino è pur sempre un cammino definito. Abbiamo chi ci ha messo alla luce e speriamo anche di avere coloro che verranno dopo di noi. È precisamente questo momento del passaggio che la dimensione dell'associazionismo, dei circoli e dei sardi all'estero vuole mettere a tema. Perché è inevitabile che il mondo attorno, lo sappiamo, ci è cambiato. Tantissime cose sono cambiate. Se un tempo si vedevano per strada che attendevano il treno 50 persone, c'erano 50 persone che aprivano il giornale. Quante sono oggi le persone che attendono il treno, il pullman leggendo il giornale? Tutti, ma proprio tutti, lo sapete meglio di me, hanno cellulare. Addirittura ce l'hanno anche mentre stanno attraversando la strada, costituendo un pericolo per sé e per gli altri, ma hanno cellulare. E cambia tutto, lo sappiamo bene. Cambia tutto, non è la stessa cosa. La carta stampata è un mezzo di riflessione, il cellulare è un mezzo di comunicazione. Così immediato che vorremmo aver ritirato quell'SMS che abbiamo appena spedito. È vero, infatti questa funzione adesso è stata messa. Cambia tutto quanto. Siamo nel bel mezzo di questo cambiamento ed è appunto tipico di persone responsabili interrogarsi, oltre che sul presente, anche sul futuro. C'è da parte di uno studioso che è Mario Tronti una sequenza di collegamenti che mi è sembrata particolarmente significativa e che vi voglio leggere prima di concludere questo mio intervento. Il privato si è mangiato il pubblico, l'economia si è mangiata la politica. La finanza si è mangiata l'economia, il denaro si è mangiato lo Stato, la moneta si è mangiata l'Europa, la globalizzazione si mangia il mondo. Punto. E io aggiungo, la globalizzazione mangia se stessa, perché divora il proprio stomaco, si piega su se stessa e si divora. Ma noi sappiamo che non c'è solamente la globalizzazione. C'è quella dimensione assolutamente centrale che è costituita dalle comunità e dalle associazioni. Queste hanno non solamente il diritto, ma hanno il dovere di vivere, perché anche coloro che non ne sono responsabili e che appunto ne avversano non sanno quello che stanno facendo, perché stanno erodendo il terreno su cui poggia la piramide sociale. Siamo qui appunto per lavorare, siamo qui per interrogarci e per riflettere su questo presente, ma anche sul futuro dei nostri figli. Vi ringrazio.